Il nostro scopo è semplice, noi banalmente, però è da dirlo, ci siamo trovati la prima volta per cercare di reperire finanziamenti per lo sport, per le nostre 6 società. Poi da lì è nato tutto un movimento che ha detto bene, presentiamoci alla società facendo degli eventi che siano utili alla promozione dello sport. E da lì, oltre a aiutare il primo anno nel festival di sport Carlo e Walter, adesso stiamo per esempio studiando insieme a loro, anzi in stato molto avanzato, è già stato approvato e andrà a buon fine, un progetto per entrare nelle scuole elementari, andare a colmare quel vuoto che c'è nella educazione dei bambini più piccoli, che sono quelli più sensibili alla formazione motoria e che paradossalmente invece non sono seguiti da un professore di ginnastica proprio in questi anni molto delicati per loro. Certamente, come abbiamo percepito noi la necessità di collaborare, di fare alleanza, diciamo così, tra sportivi, a Montebelluna è chiaro che sentiamo, come ho detto prima, la necessità di farlo anche con le altre realtà a cui noi speriamo un giorno di somigliare sempre di più. La vostra è un'esperienza pluridecennale che consiste in cosa? L'idea base era di mettere i ragazzi in condizione di sperimentare più attività motorie possibile nell'arco della loro carriera sportiva, se così possiamo definirla. Per cui in 12 anni, partendo un po' da un'idea, andando a cercare cosa facevano all'estero, soprattutto Canada, Norvegia, Svezia, paesi nordici, abbiamo messo insieme questo progetto all'interno di cui i ragazzi dalla prima elementare fino alla terza media nell'arco di tutto l'anno sperimentano tutte le discipline sportive che possono essere sperimentate sul territorio montano, per cui nello stesso anno vanno ad alternare sci alpino, sci nordico, snowboard, freestyle, ovviamente secondo le fasce d'età, secondo le competenze che possono avere. Come avete affrontato questi ultimi 2 anni di blocco? Ma l'inverno, il primo inverno, marzo 2020, ovviamente è sospeso tutto e siamo riusciti poi a traghettare verso l'estate, dove tutto sommato è andato abbastanza bene. L'inverno scorso siamo riusciti, diciamo, a utilizzare un cavillo assimilando le attività del nostro multisport all'attività agonistica, per cui come vere e proprie preparazioni per le competizioni siamo riusciti a mantenere un minimo di attività. Treviso è sempre stata definita, non da oggi, una delle province più sportive d'Italia, adesso com'è la situazione? La situazione non è cambiata di molto, tanto vero che comunque il prossimo anno, nel 2022, Treviso sarà città europea dello sport, quindi sostanzialmente non è cambiata, il mondo sportivo a Treviso sta vivendo quello che sta vivendo un po' tutto lo sport non solo nel Veneto ma in Italia e anche nel mondo, data la pandemia in corso, quindi non è una cosa semplice da superare, però insomma ci stiamo muovendo, ecco, su questo. Qual è l'esperienza che portate qui in questo convegno a Montebelluna, dove si parla di sport, di cultura e quest'anno di creatività? Intanto noi raccontiamo che siamo una delle uniche, forse atipiche, associazioni sportive che è nata nel 1962 e l'anno prossimo fa 60 anni di storia, un'associazione atipica, dicevo, perché è partecipata in qualche maniera dai comuni e dagli enti di promozione che sono stati i primi promotori delle attività negli anni 60. Noi racconteremo questa nostra storia, come ci siamo riorganizzati, rilanciati, proprio lavorando sulla creatività. Mi fa un esempio di creatività pratese? L'esempio di creatività pratese, ad esempio ora durante il periodo della pandemia che dovevamo stare fermi a tutti i costi tra palestre e piscine comunali di quali siamo gestori, ci siamo inventati tutta una serie di attività per arrivare in tutti i gruppi e in tutte le famiglie con video, con esercitazioni e poi dopo quello organizzando tutta una serie di attività con le norme di sicurezza, riprendendo quindi l'attività nel periodo che è stato consentito. Ma la creatività più alta è stata quella di crearci un programma culturale di promozione dello sport che abbiamo costretti i comuni a seguirci e a sostenerci.